Buonasera ragazzi. Buonasera ragazzi. Ok. Vi chiedo di venire anche 2 file avanti, così stiamo tutti vicini, tutti insieme. Dai, su, veloci. Laura, avanti. Ok. Benvenuti questa sera di nuovo nuovamente al nostro culto giovani, benvenuti anche a chi è da casa o chi ci guarderà più avanti. Bene, la prima canzone di oggi si chiama Signore voglio te, la conoscete benissimo e mi raccomando, vi voglio energici, battete le mani su in piedi per lodare il nostro Signore. Su. Mamma mia che addormentati oggi. Dai, ok, possiamo iniziare, andiamo. Parla di quanto questa persona che ha scritto la canzone è grata di avere tutto quello che ha, di avere una vita, di avere allegria, di avere amici, una famiglia e un sacco di fratelli. E penso sia molto importante ogni giorno ricordarsi, dimenticarsi dei propri problemi,
e ricordarsi di tutto quello che abbiamo ed essere grati a Dio per tutto quello che Lui ogni giorno ci dà, anche il solo fatto di poter respirare bene, il solo fatto di potersi svegliare la mattina, di avere qualcuno al nostro fianco con cui parlare, di avere un tetto sopra la testa, è cosa da ringraziare il Signore. Se ci mettiamo a guardare intorno a noi, sicuramente troveremo un sacco di cose per essere grati a Dio. Cantiamo. Un'altra cosa da ringraziare penso sia il fatto che il Signore è qui con noi stasera. La sua presenza è letteralmente sinonimo di salvezza per le nostre vite. Quindi il fatto che Dio ci ami, il fatto che Dio voglia proprio noi per completare la sua opera è
motivo di ringraziamento, perché Lui in noi ha visto qualcosa che noi in noi stessi non riusciremo a vedere. In noi Lui ha visto persone preziose, persone capaci, persone stupende, magnifiche, ha visto persone perfette e soprattutto ha già visto la nostra versione guarita. se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu sei miracoloso, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Amen. Signore, io ti ringrazio per questa sera, ti ringrazio per ogni persona qui oggi, Padre. Soprattutto ti ringrazio perché so che tu hai visto
fine della nostra vita, hai già visto l'obiettivo finale, Padre. Ti ringrazio perché tu man mano ci riveli il tuo piano, Signore, e ti ringrazio perché tu già ci visualizzi con un cuore sanato, con tutti i nostri problemi già risolti, già sanati, Padre. E io ti ringrazio perché non ci lasci mai da soli, perché sei sempre al nostro fianco, Signore. Io ti amo, Padre, e penso che tante persone qui oggi amano altrettanto te, Signore. Ti chiedo di poter mettere la mano sul cuore di ogni persona questa sera, Padre. Fai sentire loro la tua presenza, fai sentire loro la presenza del tuo Spirito, Signore. Che il tuo Spirito possa essere in mezzo a noi, Padre, che tu possa rivelarci tantissime cose questa sera, Signore. Che tu possa nuovamente prenderti cura di noi, Padre, oggi e per sempre, Signore. E ti ringrazio perché so che tu lo farai, Padre. Amen. Ok, questa settimana mi sono sentita di dare un messaggio questa sera. E vi ricordate quando 2 settimane fa avevo parlato del fatto che mi sono dimenticata, scusate. Avevo parlato del fatto che scusate ragazzi, avevo parlato che Dio può cambiare le vite di ognuno di noi. Dio può cambiare le situazioni, Dio può cambiare e risolvere ogni problema che abbiamo. E io ho profetizzato questo per le vostre vite, e dovete sapere che quando noi facciamo questa cosa poi affrontiamo difficoltà negli stessi identici argomenti. Quindi sono state settimane complicate, perché io vi ho invitato, ho cercato di dirvi che Dio vi ama e dovete amare voi stessi perché siete perfetti così come siete, e ho affrontato letteralmente un periodo in cui mi odiavo e qualsiasi cosa di me faceva schifo. Il bello è che Dio ha continuato a parlarmi, a dirmi che non è così, e soprattutto ho trovato amici col quale poterne parlare. Quindi il mio messaggio di questa sera è che sì, affronterete problemi, sì, affronterete difficoltà, e sì, il Signore sarà vicino a voi in ogni momento, ma non solo. Dio metterà al vostro fianco amici che affronteranno le stesse identiche cose per potervi supportare a vicenda. Quindi io auguro ad ognuno di voi di trovare queste amicizie, perché sono preziose. Poter parlare apertamente di tutti i nostri problemi, di tutto quello che ci passa per la nostra testa, è veramente prezioso e edificante. E quindi io chiedo che il Signore possa mandarvi le persone giuste per affrontare i vostri problemi e per iniziare questo processo di guarigione secondo la parola di Dio. E Dio lo farà, perché Dio vi ama, Dio ama ognuno di voi grandemente. Di me, il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria. Vedo quanto
possa parlare, usare questa persona per parlare al cuore di ognuno di noi, Padre. Ti chiedo che questo possa edificare le nostre vite, che possa essere un insegnamento da tenere protetto nel nostro cuore, Padre, che tu possa ricordarcelo ogni volta in cui affronteremo quella particolare difficoltà, Signore, o quando dovremmo aiutare un nostro fratello, Padre. Ti chiedo in particolare che possa crearsi in questo gruppo, Padre, un senso di comunione, un senso di fraternanza, e che veramente ognuno di noi possa essere pronto e disposto ad aiutare l'altro, che possiamo essere l'uno la spalla dell'altro, su cui poter piangere, ridere, scherzare e tantissime altre cose, Padre. Ti chiedo che possiamo amarci come tu hai amato noi, Padre. Amen. Potete sedervi. Som, 1, 2, 3. Ok. Buonasera. Buonasera. Meglio. Bene, è un piacere rivedervi qui, rivedervi dopo così tanto tempo. E sì, quello che ha detto Larissa è molto forte, no? Circondarsi da persone, circondarsi da amici che valgono, amici per cui vale davvero la pena. E questo va molto bene con il tema che affronteremo questa sera, che è, chi è che si ricorda dagli annunci del sabato scorso? Non vale. Peer pressure. Ok, scusate l'inglese. In generale, se la vogliamo tradurre in italiano, il rifiuto da parte dei pari e persecuzione. Tema leggero, tema sottile, tema che sono sicuro che non tocchi nessuno in questa stanza, quello della pressione generata dai propri pari, dai propri compagni, dai propri colleghi. Non è per nulla qualcosa sulla quale possiamo andarci piano, perché la pressione generata dai nostri coetanei possiamo definirla come una dittatura del normale. Non so se avete mai sentito, soprattutto da piccoli, da bambini, quale bambino non ha mai pensato, quindi per i nostri pastori stiamo parlando di mezzo secolo fa, per i nostri preadolescenti stiamo parlando dell'altro ieri, chi come bambino non ha mai pensato a quella cosa di no, ma io voglio essere normale, io voglio avere un'infanzia normale, voglio avere amici normali, voglio avere un'esperienza normale. Non voglio essere diverso dagli altri, io voglio essere come gli altri. Che poi cambia totalmente nella terza, quarta, quinta età, come la volete definire, quando diventa quel sono uguale a tutti gli altri, io vorrei essere diverso, vorrei essere qualcosa in più, vorrei questo vorrei che non si realizza mai. Questa pressione da parte dei nostri pari è risultante da una richiesta di imitazione perfetta del gruppo. Così possiamo definire questa pressione, ok? Suona così strano pressione, però non voglio uccidere le orecchie di qualcuno con pressure o insomma la pronuncia che è. Tutto questo nasce da un bisogno di sicurezza. Ok? Un bisogno di sicurezza. Io voglio far parte di un gruppo, io voglio entrare a far parte della normalità,
perché io voglio essere sicuro di me stesso. Questo è un argomento molto delicato in un'età nel quale la sicurezza viene a mancare. L'adolescenza non importa come ci arrivate, non importa quanto sicuri, quanto meno sicuri di voi stessi, l'adolescenza è sempre la solita brutta bestia. Mancano le sicurezze che si avevano un tempo, comincia a crollare l'immagine di sé, comincia a espandersi quell'idea di oh no, io mi devo conformare, io devo avere qualcosa, io devo far parte di qualcosa, e si arriva a quel punto durante la gioventù nel quale si insidia quel piccolo concetto che è: se vuoi avere relazioni in questo mondo dovrai per forza rinunciare ad alcune verità su te stesso. Se vuoi avere delle relazioni, se vuoi dialogare con gli altri, se vuoi essere incluso nel gruppo, devi rinunciare a qualche verità centrale su te stesso. Devi prendere quello che sei, una piccola parte di quello che sei, o anche una grossa parte di quello che sei, e lasciarlo a casa. Ok? L'esempio più lampante. Essere cristiano oggigiorno è visto come un qualcosa di brutto, qualcosa di estremo, qualcosa da mettere da parte, qualcosa della quale ti devi vergognare. Quindi cosa fai? Ti presenti davanti al gruppo, ti presenti davanti alla società a un certo punto, lasciando da parte il tuo cristianesimo, lasciando da parte la tua fede, o infilandotela presto in tasca, oppure direttamente lasciandola a casa. Questo dico perché è l'esempio più lampante, ma tante altre cose. E nel tuo gruppo di amici, nel tuo gruppo di colleghi, nel tuo gruppo di persone con la quale comunichi tutti i giorni, non viene accettato che ti piaccia rimanere a casa. Non viene accettato, vieni visto di malocchio. E quindi cosa fai? E quindi lasci perdere la tua sedentarietà, lasci perdere la tua voglia di, che ne so, di farsi una serata tranquilla, di guardare un film, di vedere una serie, di uscire con 2 amici al posto che 20, e ti presenti davanti al gruppo con un'immagine totalmente nuova, con l'immagine di qualcuno che vuole uscire, qualcuno che vuole fare festa, qualcuno che il sabato sera se non sta fuori fino alle 3 del mattino, oh mio Dio, non è stata serata, cosa sto facendo della mia vita? Tutto per somigliare, per essere il più, come dire, simile all'idea di gruppo. E in questo frangente della pressione che tutti noi riceviamo, che vogliamo o meno, tutti noi riceviamo pressione, da parte della società, da parte dei nostri simili, da parte dei nostri coetanei, da parte dei nostri genitori, da parte delle nostre autorità. Questa sera voglio sottolineare che ci concentriamo nella pressione generata dai nostri pari, da persone nello stesso livello, ok? Non potete prendere i concetti che verranno espressi questa sera e applicare nel rapporto con i genitori, rapporti con un insegnante, con un tutor, con un leader, oppure rapporti con qualcuno di più piccolo, un fratello minore, un nipote e cose di questo tipo. Allora, in questo confronto, così possiamo parlarlo, in questo conflitto, se così possiamo definirlo, ci sono 2 parti, no? I giovani vulnerabili, quelli che ricevono questa pressione, quelli che sopportano questa pressione, quelli che a un certo punto anche possono cedere a questa pressione, e gli adolescenti partecipanti, chiamiamoli così, ok? I partecipanti, quelli che creano questa pressione, anche se poi in verità vedremo che è più un gatto che si morde la coda. Allora, cosa può rendere una persona, un giovane, vulnerabile? Cosa può rendere qualcuno più predisposto a cedere davanti alla pressione, a cedere davanti alla pari pressione? Di sicuro fattori familiari. Se sfortunatamente non hai una famiglia d'appoggio, se non hai una situazione familiare stabile o che ti dà sicurezza,
questo ti rende più sensibile, questo ti rende più fragile, questo ti rende più incline alla ricerca di quella sicurezza che puoi trovare solo nel gruppo, solo nella corrente. Poi ci sono i fattori sociali. Se sei socialmente isolato, oppure se fai parte di un gruppo fragile, questo crea fragilità all'interno di te. Ed è chiaro, nessuno di noi vuole essere quello fragile, quello isolato, quello socialmente inadatto. E credo che il miglior modo per metterlo sia esattamente quello dell'etichetta. L'etichetta che noi affidiamo agli altri, l'etichetta che gli altri affibbiano a noi. Quello che. Quello che non mangia una volta a settimana al Mac, quello che non sa suonare, quello che non sa cantare, quello che prende i voti bassi in matematica, quello che non sa operare quella macchina in quel contesto aziendale, quello che. Cosa succede ad affibbare tutte queste etichette, no? A un certo punto chi si somiglia si piglia, no? Che ne so, quello a cui piace stare tutto il giorno davanti ai videogiochi. Arriva da qualcun altro, vede la stessa etichetta, bene, facciamo gruppo. Arriva un terzo, bene, facciamo gruppo. Cosa succederà a queste 3 persone? Verranno incluse nella società, verranno incluse dallo stesso gruppo che gli ha messo addosso un'etichetta? No, verranno tutti e 3 ugualmente isolati. E questo è brutto perché si crea proprio una forma di rigetto. Rigetto credo sia l'affermazione, nonostante sia molto forte, sia la definizione migliore. C'è una forma di rigetto. Quanti di voi hanno mai sentito parlare questo termine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, rigetto. Molto velocemente. Sapete cos'è un trapianto? Alzi la mano chi sa che cos'è un trapianto. Ok, molte più mani alzate. Allora, durante un trapianto è fondamentale che l'organo del donatore sia compatibile con la persona che riceve, ok? Perché se no tu metti quell'organo dentro quella persona che riceve e il corpo di questa persona distruggerà l'organo del donatore, ok? Giusto per darvi una vaga idea, ci sono meccanismi in azione dentro il nostro corpo che, se messi davanti a un fegato, ok, stiamo parlando di 1,5 kg, 2,5 kg di pura massa, un intero fegato messo dentro di te viene spazzato via senza lasciare alcuna traccia dentro il tuo organismo in mezz'ora. In mezz'ora il tuo corpo riesce a distruggere 1,5 kg / 2,5 kg di corpo estraneo. Stessa cosa la società è alla continua ricerca di quelle etichette, di quelle persone, di quel gruppo anche di persone della quale bisogna sbarazzarsi, dalla quale bisogna allontanarsi. Perciò essere, ahimè, parte di questi gruppi fragili, oppure già di per sé, da soli, socialmente isolati, crea una fragilità sulla quale questa pressione fa leva. E infine, l'autostima. L'autostima è forse uno dei fattori più determinanti in questa fragilità e più determinanti su quanto sei sensibile a questo tipo di pressione, quanto sei sensibile a questo tipo di forza. Ovviamente una persona con bassa autostima è molto più sensibile all'idea del gruppo, alla direzione che il gruppo sta prendendo per salire subito nel treno in corsa e seguire, perché c'è sempre questa ricerca di sicurezza. E dall'altra parte, chi sono i cattivi della situazione? Chi sono, quelli della maggioranza? Chi sono quelli che, scelgono loro le regole? Persone come tutti, persone come noi, persone come le persone che fino a 2 secondi fa erano vulnerabili. Cosa ti può rendere un partecipante di questa pressione? Di nuovo, fattori familiari, una situazione familiare non stabile,
Fattori sociali, essere isolato, essere sempre alla ricerca di un gruppo al quale appartenere, autostima, perché nonostante sia un paradosso, un ossimoro, molte persone, per nascondere la propria bassa autostima, vendono un'immagine molto più grande, vendono un'immagine di qualcuno di forte, qualcuno capace di rompere gli schemi della società, qualcuno che va controcorrente, qualcuno che crea la corrente. Tanto che oggigiorno è addirittura diventata prassi l'essere controcorrente. Ah, tu non capisci, tu non sai, tu sei una pecora uguale a tutte le altre. A me piaceva, che ne so, Favij J prima che diventasse famoso, a me piaceva il K-pop, come l'ha definito uno dei nostri pastori, prima che diventasse famoso. No, tu non capisci, tu vai fuori a giocare a pallone, a me piace stare dentro casa a giocare ai videogiochi, sono speciale. Sono tutti modi, metodi che adoperiamo per aumentare la nostra autostima o perlomeno aumentare l'immagine che abbiamo di noi stessi. E quali sono gli effetti di questa pressione che riceviamo dai nostri pari, dai nostri coetanei, dai nostri colleghi? Prima di tutto, depressione. Non è novità il fatto che la provincia di Treviso sia una delle province col più alto tasso di suicidio giovanile. Con giovanile intendo dai 35 in giù. Non è una casualità. Come non è una casualità che grandissima parte di questi ragazzi che sono coinvolti in questi fenomeni di depressione e dopo, continuando al suicidio, siano ragazzi che il più delle volte combaciano con uno schema di isolamento, di rigetto da parte dei propri pari, di amicizie mal collocate, amicizie mal riposte. Tutto questo porta il giovane, l'adolescente, tutti noi, ad arrivare a quelle frasi che credo abbiate già sentito, se non da voi stessi, di sicuro da qualche amico. Io non valgo niente. Perché? Perché i miei coetanei, i miei amici, i miei simili mi trasmettono questa immagine che io non valgo niente. Se non valgo niente, posso anche sparire dall'equazione, perché se aggiungo 0, se tolgo 0, non cambia nulla. Nessuno sentirebbe la mia mancanza se scomparissi. Queste sono alcune delle affermazioni che girano e rigirano nella mente di qualcuno colpito negativamente da questo desiderio di far gruppo. Perché alla fin fine è questo, è inutile nasconderlo, tutti noi ce l'abbiamo dentro di noi. L'uomo è un animale sociale. Come citato da un personaggio di un videogioco che è molto famoso, muori da solo, ma vivi in mezzo agli uomini. Nessun uomo è isola, esistono soltanto arcipelaghi. Insomma, ci sono tante di quei modi di dire, di quei mille pensieri che i filosofi hanno tirato fuori per descrivere quanto è importante per un uomo la sicurezza e il senso di appartenenza ad un gruppo. E se non fai parte di questo gruppo, secondo effetto, sei isolato, sei da solo, non hai una rete di amicizie, non hai una rete di supporto, non hai nessuno al quale chiedere aiuto, al quale poter dire che stai male, al quale poter condividere la tua vita, condividere i tuoi interessi, condividere le tue passioni. Ti isoli. E da isolato, naturalmente ti impegni il doppio pur di entrare a far parte del gruppo. Una volta che riconosci che vieni escluso piano piano, vieni escluso da quelli a cui piace il calcio, vieni escluso da quelli a cui piace il basket, vieni escluso da quelli a cui piace il tennis, cominci a cercare, oh mio Dio, non c'è un gruppo di persone a cui piace la Formula 1, MotoGP, non lo so, qualsiasi cosa, ma per favore fatemi entrare. Questa disperazione è pericolosa. Pericolosa perché persone così isolate
sono disposte un po' a tutto pur di far parte. Sono disposte a superare riti di iniziazione per far parte di un gruppo. Sono disposte ad entrare in un gruppo negativo per loro stessi, dannoso per le persone che amano, pur di far parte di qualcuno. Al telegiornale è quasi minimo una volta alla settimana esce fuori perlomeno un articolo su baby gang. Gang che composte da giovani, da adolescenti e da preadolescenti. E non lasciate che baby sia un aggettivo che faccia abbassare la guardia. È gang quello che vi dovrebbe far preoccupare. E vi dirò, non tutte le gang sono i giubbottini di pelle, la motocicletta, il logo, dobbiamo avere un nome, dobbiamo marcare un territorio. Non tutte le gang sono così. Ci sono molte gang che girano nelle nostre scuole medie, superiori, università, che non hanno nome, non hanno un'immagine ben definita, non hanno, che ne so, il gruppo Facebook 6 degli scorpioni rossi se. Sono un gruppo di persone che hanno un'influenza negativa nella tua vita. Perché? Perché sfruttano il tuo bisogno di sicurezza, il tuo bisogno di appartenenza. Sono persone che ti costringono a seguire cammini che neanche immaginavi di intraprendere. Sono gruppi di persone che fanno piacere al nostro cervello. Perché? Perché semplificano, perché così c'è la distinzione netta. Noi siamo i buoni e loro sono i cattivi, gli altri. Noi facciamo quello che vogliamo. La polizia che sono i cattivi. Quelli che ci impediscono di uscire da scuola prima sono i cattivi. L'altra gang sono i cattivi. Quelli a cui piacciono le cose che a noi non piacciono sono loro i cattivi. Noi siamo i buoni, noi abbiamo questo senso di appartenenza. E una volta che sei dentro un gruppo del genere, hai una pressione ancora maggiore, perché sono persone ancora più intime, che però non intime nel senso che ti sono vicino, che sono lì a sorreggerti in caso tu cada, che sono pronte ad accettarti per quello che sei. No, sono persone vicino che sanno colpirti nel punto più profondo. Sono persone che magari ti inviteranno a prendere droghe. Abbiamo un'epidemia fra giovani adolescenti, di alcolici, fumo, marijuana, droghe più pesanti non ne so perché non fanno statistiche sui giovani, ma come dire è un classico, no? È un luogo comune abbastanza che in Veneto i 18 anni per bere, l'età per bere è sì vabbè è una scritta nero su bianco, ma chi se ne frega? Chi di noi non ha già visto storie, chi di noi non ha già ascoltato, sentito storie di nostri coetanei, giovani, giovanissimi, che arrivano, sì perché io quel tal giorno mi sono spaccato, io quel tal giorno ho iniziato per la prima volta a fumare, io quel tal giorno sono riuscito a nascondere dai miei genitori che stavo fumando quest'altra sostanza che... Di nuovo, è improbabile che qualcuno si svegli la mattina così di punto in bianco. Oggi voglio provare a fare qualcosa di diverso, oggi voglio provare il cammino delle droghe, oggi voglio provare il cammino delle dipendenze. Praticamente nessuno, però un mio amico mi ha dato per la prima volta, un mio amico mi ha invitato, qualche altra persona mi ha dato, un mio compagno, un mio collega, mi ha portato, mi ha mostrato, Perché, e qua arriva la frase che incapsula maggiormente questo modo di pensare, ma lo fanno tutti. Bevi, lo fanno tutti. Arriva a ubriacarti, a star male, a rischiare la tua vita, a tornare a casa alle 3 del mattino in macchina ubriaco.
Lo fanno tutti noi l'abbiamo fatto. Dai, fumo una sigaretta, che vuoi che sia? E se, vabbè, il cancro fra 50 anni, dai, una sigaretta. Conosco un amico che ti può dare qualche grammo di... Perché? Tanto lo fanno tutti. Vivi la tua vita, vivi relazioni senza alcun fine, senza né capo né coda. Vivi, no? Lo fanno tutti. Divertiti. Entra in situazioni che non ti piacciono, entra in situazioni pericolose per la tua vita, per il tuo essere, per la tua psiche. Infilati in attività che ti distruggeranno sia nel fisico che nella mente. Hai 8 anni e pensi sul serio il tanto amato principe azzurro, la tanto amata bella addormentata che arriverà un giorno nella tua vita con la quale potrai creare una sana relazione che porterete avanti la sua vita. Ma no! Lo fanno tutti. Non vedi il Tizio Caio Sempronio, non vedi Alfredo, non vedi Filippo, non vedi Genoveffa, non vedi... Dai, loro si mettono in una relazione un mese sì, un mese no. Perché non lo fai anche tu? Perché non lo fai anche tu? Lo stress è una componente molto pesante in tutto questo processo. Lo stress, come abbiamo discusso qualche sabato fa, se non mi sbaglio, è una componente della nostra vita. Primo giorno di scuola senza i genitori è motivo di stress. Le prime verifiche è motivo di stress. Le ultime verifiche è motivo di ancora più stress. Non possiamo lasciare che questo stress, che i fattori della nostra vita, che la pressione data dai nostri pari, dalle persone al nostro livello, ci portino per cammini che non vogliamo percorrere. Perché non è novità. Adesso entrando in un ramo più cristiano, perché fino adesso quello che ho detto benissimo in qualsiasi campo, in qualsiasi ambito, se avete un amico che vedete che sta percorrendo una strada del genere, aiutatelo. Però nel campo cristiano siamo in una posizione molto difficile, sin dalla notte dei tempi. Noi siamo dentro al mondo, per forza di cose, ma ci viene chiesto di essere lontani dal mondo. Siamo dentro al mondo, la nostra carne sente questa necessità, questa attrazione, questa forza che ci spinge verso il mondo, che ci spinge ad accettare i suoi precetti, che ci spinge ad accettare le sue leggi. E dall'altro lato sentiamo anche una sorta di repulsione. Può essere da parte nostra, può essere da parte del mondo, ma una repulsione. Tu non sei come noi, tu sei diverso, tu vattene. Tu vai controcorrente. Non la pensi come noi, non agisci come noi, via. Eccoti qua l'etichetta. Quello che è cristiano, quello che crede che non bisognerebbe regalare aborti a destra e a sinistra, quello che vuole una relazione seria, quello che pensa troppo in là nella vita, quello che si preoccupa troppo. Cosa sta scritto però nella Bibbia quando parliamo del mondo e parliamo del nostro rapporto con esso? Vi invito ad aprire le vostre Bibbie, che siano cartacee, che siano digitali, preferirei cartacee. Fatevi un piacere, se non ce l'avete prendetevi una Bibbia cartacea, cominciate a portarla. Credo che tutti noi abbiamo già conosciuto questo testo, ma è sempre bello, è sempre molto utile leggerlo. Avete tutte le vostre Bibbie in mano? Buono. Nel Nuovo Testamento, in particolare il libro di Romani, ok? Lettera ai Romani, capitolo 12, i primi versetti. Lettera ai Romani, sesto libro del Nuovo Testamento, 12° capitolo, in particolare i primi 2 versetti e poi in una seconda manche leggeremo anche il terzo. E per stavolta ve lo leggo io, la traduzione può essere diversa, ma
affidatevi alle Bibbie che avete in mano, in cui sta scritto: io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Di nuovo all'inizio del versetto 2, e non vi conformate a questo secolo. Altre traduzioni dicono: e non vi conformate a questo mondo. Siate diversi. La Bibbia ci chiede di essere diversi, la Bibbia ci chiede di essere controcorrente. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate, non per sentito dire, non perché l'avete letto, ma per esperienza, perché avete vissuto dentro di voi, nella vostra vita, nella vostra carne, nel vostro interiore, qual sia la volontà di Dio, quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole, perfetta volontà. Con questo sentimento, diciamo, che il mondo ha verso di noi, questo odio che il mondo ha verso di noi, non è così difficile pensare alla persecuzione, che è la seconda grande fetta di questo studio. Perché di nuovo, se ci appendiamo al concetto di rigetto, è quello che succede. La società, il mondo, la classe, i compagni e l'ambiente che non ci vuole, che ci rigetta, che ci etichetta, che ci vuole via lontano, che ci perseguita. Se dovessi adesso stilare una lista di personaggi biblici che abbiamo già visto, già studiato o che anche non conosciamo, che sono stati perseguitati, la lista è più o meno infinita. Credo che più o meno tutti, perlomeno una volta nella propria vita, di personaggi biblici sono stati perseguitati. Perseguitati per quello che dicevano, perseguitati per quello che facevano, perseguitati per quello che dimostravano. Perché loro erano diversi, perché loro non si conformavano a questo mondo. Se continuiamo nel versetto 3, per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Non abbiate un concetto più alto di voi stessi, ma neanche più basso. Questo studio si lega bene a quell'altro che abbiamo fatto qualche sabato fa sulla bassa autostima. Non lasciare che sia la società a dettare quanto vali, non lasciare che siano i tuoi amici a dettare quanto vali, non lasciare che il mondo esterno possa mettere un prezzo sulla tua testa, un valore sulla tua testa. Ma rivolgiti a Dio, rivolgiti alla sua parola. Nessuno, sì, tutti abbiano di sé un concetto sobrio. Sappiamo tutti che cristianesimo, Cristo, c'è un personaggio molto importante nella Bibbia, no? Che conosciamo molto bene, che abbiamo seguito molto da vicino, che è Gesù, no? E lui è soltanto uno dei tantissimi esempi di quello che è essere perseguitato, ma uno degli esempi più dolorosi che credo possiamo trovare è quello che troviamo in Luca, principalmente nel capitolo 4, prima nel versetto 24, in verità c'è tutto il testo, però io ho pescato soltanto qualche versetto per farvi capire, che è il 24 e poi leggeremo il 28 e il 29, in cui Gesù dice una frase durissima per chiunque di noi. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria.
non ha senso, non ha logica. Com'è che io, nella mia patria, in mezzo ai miei simili, in mezzo alla mia famiglia, in mezzo ai miei pari, non sono ben accetto? Sono da loro che io cerco per primo l'aiuto, la convinzione, la forza, l'accettazione, eppure non sarò accettato. Qui Gesù stava predicando nella sua sinagoga, che aveva frequentato sin da quando ero piccolo, era la sinagoga che rappresentava per lui casa. Gli hanno chiesto di commentare un testo in Isaia nel quale Gesù commenta dicendo era una profezia riguardo al Cristo, e Gesù risponde commenta con questa profezia si è avverata in me. Al che naturalmente tutti quanti là vicino hanno cominciato a muoversi, hanno cominciato a criticare, hanno cominciato a commentare, ma chi è sto qua? Ma sto qua non era il figlio di Giuseppe il falegname? Cosa vuoi che ne sappia il figlio di un falegname? Gesù risponde, in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Pochi versetti più avanti, 28 e 29, e tutti nella sinagoga furono ripieni di ira all'udir queste cose. E levatisi, lo cacciarono fuori dalla città e lo menarono fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città, per precipitarlo giù. Ciglio del monte, ciglio di un dirupo, ciglio di un precipizio. Questa è la reazione dei vicini di casa di Gesù. Questa è la reazione dei compaesani di Gesù. Prendetelo, andiamo e buttiamolo giù. Ma chi è sto qua per venirci a dire queste cose? Ma chi sei tu? Ma vattene, tu non sei come noi, tu sei diverso, tu sei quello che viene qui a bestemmiare, tu sei quello che pensa di essere il chissà chi della situazione per venirmi a giudicare, per venirmi a insegnare. Vattene, anzi, vieni con me che ti butto giù, che ti uccido, ti rigetto, ti distruggo. Gesù, lo stesso che poi porterà grandi opere, grandi miracoli ai popoli di tutto Israele, nella sua casa, nel suo paese di nascita, così viene trattato. Perciò quando riceviamo una persecuzione da parte delle nostre famiglie, dei nostri amici, dei nostri compagni, dei nostri colleghi, dei nostri coetanei, dei nostri compaesani, possiamo avvalerci di un sentimento che è quello di appartenenza. Non sono solo, tante altre persone ci hanno passato, tante altre persone hanno sofferto come me. Io non devo comportarmi come quelli di questo mondo, io non devo conformarmi alle regole di questo secolo. Io sono diverso e sono fiero di tutto questo. Per lasciarvi un ultimo versetto sul quale vorrei che meditaste nei vostri tempi liberi o comunque quando arrivano difficoltà del genere, è anche questo un versetto molto famoso in Matteo 10, 16 e il 18, nel quale sta scritto: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Versetto più avanti: e sarete menati davanti a governatori e re per ragion mia, per servire di testimonianza dinanzi a loro e ai gentili. Gentili all'epoca, ricordiamoci, non ebrei. Vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Gesù non ci ha mai mandato in posti piacevoli e la nostra fede non ci ha mai portato in mezzo ad alleati. Siamo pecore in mezzo ai lupi. Dobbiamo essere prudenti come serpenti. Nonostante l'immaginario collettivo, i serpenti sono gli animali più prudenti del regno animale in quando attaccano solo ed esclusivamente strettamente necessario.
Un serpente non si può permettere di semplicemente attaccare il primo che passa. No, solo quando è messo alle strette. Dobbiamo essere astuti. Astuti di nascondersi, astuti di mostrarsi al momento giusto, astuti di attaccare un punto preciso. Questo non per malizia, non perché dobbiamo essere crudeli, perché più avanti, semplici come colombe. Perciò quando sarete lì fuori perseguitati, quando sarete lì fuori rigettati da questo secolo, da questo mondo, da questa società, dalla vostra famiglia che non vi capisce, dai cosiddetti amici che sono i primi ad abbandonarvi appena mostrate un segno di debolezza, ricordatevi di questo versetto. Pecore in mezzo ai lupi. Preghiamo per concludere. Ti ringrazio, Padre, per questa serata che ci hai dato. Ti ringrazio per quello che hai fatto stasera nei nostri cuori, nelle nostre menti. Ti ringrazio per aver reso possibile a tutti noi, in questa società, in questo mondo, di incontrarci per predicare la tua parola, per poter studiare la tua parola, per poter lodare te. Sappiamo che molti, Padre, non hanno questo privilegio, non hanno questo beneficio, e io ti chiedo di benedirli, Padre, di benedirli nel momento della difficoltà, di aiutarli e di aiutare tutti noi, i loro fratelli, quando siamo cacciati dalla nostra società, quando non siamo capiti dai nostri amici, quando siamo rigettati dalle persone a cui vogliamo bene. Ti prego, Padre, di starci vicino, di farci sentire la forza del tuo spirito attraverso la tua comunità. Ti prego, Padre, di avvalerci di fratelli sul quale possiamo davvero contare, persone con la quale possiamo fare gruppo e possiamo dire: io appartengo a loro, io sono loro. Ti prego inoltre di perdonare i peccati che ci separano dai nostri fratelli, perdonare i peccati che ci separano come comunità, che rompono, che dividono, che distruggono. Tutto questo io ti chiedo, nel nome di Gesù, amen. Vi invito ad alzarvi, che avremo ancora il nostro momento di lode ed orazione, e in particolare delle decime offerte. Sappiamo che naturalmente non siete magari il gruppo demografico migliore al quale chiedere un'offerta, ma nella Bibbia non ci sono limiti d'età, né inferiori né superiori. Perciò, che sia con beni materiali, che sia con il vostro tempo, che sia con il vostro spirito, donate, restituite a Dio una piccola parte di quello che vi ha dato. Cantiamo? Cantiamo? Ok, ci lavoreremo. Sogno perché il grande Dio mi accolga a sé.
dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me. Lui libera, libero sarà, sono figlio suo, se è così. Nella casa sua, nel bel posto c'è, sono figlio suo, se è così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me, che Lui libera, libero sarà, sono figlio suo, se è così. Caro Padre, abbiamo molte pressioni dal mondo, dalla società, dagli amici, dalla scuola, dal lavoro, ma aiutaci a tenere in mente che l'unica cosa che conta è quello che tu dici di noi. Tutto questo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ok, potete accomodarvi. Adesso ci saranno gli avvisi, penso sia Ema. Sì, ok. Bene, buonasera. Abbiamo gli annunci per oggi. Cominciamo con il primo classico annuncio, che abbiamo sempre Discord per gli incontri di preghiera. Abbiamo visto che recentemente c'è poca affluenza, però sì, è una bella abitudine da riprendere. È stato molto positivo negli anni avere un gruppo di sostegno. No, Samuel, tu vieni qua, mi servi tra poco. E quindi sì, se il giovedì sera volete essere presenti per la preghiera, può essere una buona abitudine per legare con il gruppo, pregare l'uno per l'altro, e dà una profonda soddisfazione. Prossimo avviso, abbiamo l'argomento della prossima settimana, che è sempre sulla linea di quello di oggi. Si parla sempre di peer pressure, di pressione dei coetanei, italianizzato, sempre qui, sempre alle 7. E il prossimo annuncio è il Winter Camp. Si sono iscritte più o meno 20... Winter Camp? Si sono iscritte più o meno 25-27 persone. Ci sono una ventina di posti disponibili. Tic toc, il tempo finisce, ragazzi, e non vi potete più iscrivere. Quindi mi raccomando, veloci con caparre cose. E l'altro annuncio, grazie al nostro modello, Sfili Modello, perché abbiamo la felpa del Winter Camp. E quindi sì, la felpa costa 20 euro, giusto? 20 euro, viene in varie taglie, è bella, è carina, è elegante, è minimal, girati, falla vedere. Il tessuto è abbastanza caldo, sei al caldo, Samuel. E per prenotarsi la felpina serve entro il prima possibile a lui e a Monique. Quindi dite la taglia, dite che volete la felpa, date 20 euro. Sì, è vero, le iscrizioni invece siamo io,
e Larissa alza la mano. Quindi rapidi, decisi, venite con i soldi, sapete che è 50 euro la caparra, 120 il tutto, 120 più 110 se siete 2 fratelli, i dettagli li sapete. Ora vi lasciamo ai piccoli gruppi e citando Pastore Caio, ciao.